per i libri di Samuele. Allì era un uomo di Ramataim, un suo figlio del mondo di Efraim, che aveva nome Elcane, figlio di Erocam, figlio di Eliau, figlio di Tocu, figlio di Zuf, un Efraimit. Aveva due femmine, una aveva nome Ane e che altre Penine. Ma bien che Penine aveva frutti, Ane non aveva. Ogni anno quest'uomo alleva su de società per preà e per fare un sacrificio al Signore de Schiris a Silo. La sua funzionava come prete del Signore i due figli di Eli, Ofni e Pincas. Un dì Elcane all'offrì un sacrificio. Aveva usanze di dare un po' di tox alla sua femmina Penine e a duci sia i figli e figli. E in de dome un toccutane. Sebben che lui altinive parane, ma il Signore aveva sierato il grim. Che altre, gelose, le attaccava per farle inrabbiare, per via che il Signore aveva fatto in modo che non ci passi su. E succedeva ogni anno che li ende, ogni volta che levi in su, dal Tempio del Signore, ei faceva una vita sole. Ane, e attaccava e non cercava bocciate. Allora Elcane, il suo gli disse, Ane, perché vai stu po' e non mangi stu nuie? Perché mo sei stu avilide? Io non voglio per te miei che non disfis. Dopo che averi mangiato in silo e bevuto, Ane e va su e alle denanda al Signore. Il pre di Eli, agli era sentato sulla sossente, quintre l'antil de puarte, dal santuario del Signore. Tal marum del suo spirito, ie preava il Signore e si passava dome di vai. E fasè questa volta, o Signor de Schiris, se tu cialeràs la streme de to sierve, se tu ti impenseràs di me, se non tu vasaràs di bande la to sierve, e tu gli daràs un frutto, allora io gli aldares al Signor, perdute la sua vita, e il rosor non passares per zore dal suo ciaf. Stant che le attirava a lungo, con la sua preghiera denanda al Signore, egli le cialava te bocce. Ane e fevelava bas, e si lavri si muovevano, ma non si sentiva la sua voce. E egli al pensare che fosse ciocche. Allora egli gli disse, intendi tu ritirare troppo a lungo ciò che come che tu sei, va sancirati. Ma Ane gli risponde, no paron, o soi dome una femmina avilide. Non hai cercato né un god di vin, né nessune altre bevande che scialde. O sbrocchi la mia anima denanda al Signore. Non sta ciapava to sierve per un epoca di bon, o hai fevelat fin comò, dove perché che io so i saceade di passione e di marum. Allora egli gli risponde, va in pace, e che Dio di Israele ti dedi, c'è che tu gli has domandato. Che va to sierve e poi dice a ta grazia denanda ai tiei voi, disse la femmine, e si indilè per sue strade, e mangià, e la sua muse e ciappà un fregol di colore. A llevare in denandi, e dopo di essersi buttati con la muse partiere denanda al Signore, e tornare in Daur e arrivare in Ciase, a Rame. Elcane, all'eco la sua femmine Ane, e il Signore si impensà di e. Ane e ciappa su, e ispirato il tempo e partorì un frutto, che mette non Samuel, perché, disse, gli hai domandato al Signore. Elcane, il suo uomo, alle su con tutta la famiglia per offrire al Signore sacrifici di ogni anno e soddisfà la voto. Ane però non l'è su, e gli disse all'uomo, no prima che il frutto al sedi distetato, in che volte lo menerai su anche lui, lo porterai denanda al Signore e resterà lì per sempre. Elcane, il suo uomo, gli rispondè, facciamo che tu crodis, e spiete quanto sarà distetato, che il Signore al fasi c'è caladito. Così, la femmina è restata, e i deditete il frutto fin mai che fu disciolto. Quando fu distetato, salmenà con sé portando a ursi anche un manzot di 3 anni, un efa di farina e una buffola di vino, e lo porta dentro dal tempio del Signore, a Silo.
Il frutto alieren ciamo di nit. A offrire in manzut e a menare il frutto denan di eli. Iei dice, par plaser paron, come calaver che tu se sviv, paron, io, o soi la femmine che ieri da prov di te culi, aprea il Signor. Io preavi perché sfrutto, e il Signor mi esaudide di ciò che gli hai domandato. Come mi tocci a me di dai al Signor, per duci dis de sua vita, a lei cedut al Signor, e li si buttare in genoglon denant dal Signor.